lavoriamo in questo settore, di questa problematica. Quindi la preoccupazione qual è? Mi stavo dicendo, senza servizi di qualità non ci sono i diritti. Allora, fortunatamente in Italia... Aggiungo forse un'ultima cosa, poi insomma, almeno per quanto mi riguarda, proprio per stigmatizzare questo concetto, cioè io sono abbastanza certo, non convinto, certo, che chi lavora in questo momento nelle nostre organizzazioni, quindi professionisti, operatori sociali, sono servizi alla persona, quindi che vanno dalla disabilità alla salute mentale, alle dipendenze. Noi siamo gente che, questo è il secondo incontro che ci vede partecipi a una conferenza stampa. Probabilmente ce ne sarà un terzo, probabilmente ce ne sarà un quarto. Cioè noi intendiamo continuare una iniziativa che probabilmente dovrà coinvolgere anche di più le persone che noi serviamo, le famiglie che noi serviamo. Nel senso che rispetto a quelle che erano le richieste che venivano messe sul tavolo della regione, adulta, quindi agli anziani, per cui un settore fa il suo, no? Ecco, il concetto che vorrei esprimere è proprio questo. Questo uniamo a farci comprendere, e questo farci comprendere voglio un attimo spiegarlo meglio, perché sembra quasi che noi rivendichiamo per settori la preoccupazione soprattutto oggi verso che sono presenti nel nostro territorio da decenni e in alcuni casi anche da secoli. Vuol dire di risorse e quindi la possibilità di non vedere almeno recuperare parte dei costi che stiamo quelle che erano secondo noi le necessarie risorse. Le risorse diventa un elemento di forte preoccupazione. Ma evidentemente per il prossimo futuro, perché non c'è in questo momento una in 6 altre risorse per i servizi, soprattutto quelli sociali e sociosanitari. Aver dimenticato una cosa, ovviamente Roberto Baldo chiede solidarietà alla mia... Io sono Schiavone invece in rappresentanza dell'ANFAS Veneto in sostituzione di... Martina aveva qualche problema e non ha potuto partecipare. No problem. Bello! Ogni giovedì fai molto. Le tre realtà sicuramente più significative in termini di sostegno del governo sono intorno al 70-80% dei servizi alla persona del territorio, una quantità di persone servite ogni giorno di diversi migliaia. Abbiamo riconosciuto un adeguamento maggiore rispetto a insomma, se c'è qualche domanda rispondiamo. Volentieri. risposta a problematiche sociali un po'. Ecco, non vi siete beccati.